Abbiamo terminato qualche settimana fa nell'isola di San Salvolo a Venezia il quarto appuntamento dei giovani veneti nel mondo a fine di agosto, dopo aver celebrato in questi ultimi giorni i raduni dei trevigiani, dei bellunesi e dei vicentini. Avremo questo appuntamento, questo secondo appuntamento della giornata destinata ai veneti nel mondo ad Asiago, ma sarà coinvolto tutto l'altopiano e quindi tutto l'associazionismo e gli enti locali della provincia di Vicenza, con una serata dedicata ai cori il sabato sera e la domenica 30 invece con la presenza delle arti per via, con la presenza di altre associazioni folcloristiche dell'altopiano. Avremo i momenti ufficiali, anche i saluti, la consegna di alcune onorificenze, la sfilata all'ossario e la Santa Messa. Il tutto, questo appuntamento è fatto in collaborazione con la Coldiretti dell'Altopiano, che in quel periodo, coincidendo con il nostro appuntamento, tiene la sua annuale festa del formaggio di Malga, e quindi avremo questa unità di azione tra i veneti nel mondo e questa vecchia, antica, genuina tradizione dei nostri prodotti di montagna.